Buonasera a tutti gli amici di Coralia Live. Inizia una nuova puntata dei nostri cocktail corali, che viste le temperature di questi giorni sarà un calderone di vin brûlé, ma gli ingredienti sono sempre tanti e i gusti altrettanto sfiziosi. Nel promuovere questa puntata di Coralia Live abbiamo colto in tono scherzoso alcune suggestioni un po' fantasy del mondo corale, delle tenoresse, dei mutanti, delle ricamatrici, arcolai, antiche tradizioni. Abbiamo giocato un po' per presentarvi gli argomenti di questa puntata e gli aspetti del mondo corale dei quali vorremmo parlare nelle varie rubriche. Come al solito, all'inizio spoileriamo tutti gli argomenti come in un indice. L'ingrediente del giorno saranno proprio le tradizioni popolari, le tradizioni legate al periodo dell'Avvento e delle feste, perché chiaramente abbiamo iniziato il periodo che ci porterà verso le festività natalizie di Capodanno, alle quali sono legate molte tradizioni della nostra regione, che è una regione, come sapete, ricchissima di diversità culturali, linguistiche e anche musicali. Ne parleremo con Roberto Frisano e Katia Laurencic. Per la rubrica Non solo coro intrecceremo vari fili insieme a Patrizia Ballarin, che verrà intervistata da Lucia Vinzi, e quindi scopriremo anche quale può essere, chissà, forse anche nel coro, il ruolo di una corista ricamatrice. Poi nelle voci del CGR, qui ci saranno questioni di registro trattate da Marco Obersnel insieme a Serena Turco e Borut Stoka. Non vi dico di più, perché il titolo appunto col quale abbiamo presentato anche appunto in maniera fantasy la nostra puntata è molto legato proprio a questa rubrica. E poi nelle news dell'Usci con Pier Filippo Rendina ci sarà un ospite, è una novità di questa puntata, e ci sarà Petra Grassi, perché con lei parleremo di Europa Cantat. Ma è il momento di lanciare la sigla della prima rubrica. Coralia, 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 Buonasera ai nostri ospiti, Roberto Frisano e Katia Laurencic. Buonasera. Ci stiamo avviando verso un Natale che inviterà sicuramente a un approccio molto più intimo della festa, legato agli affetti familiari più stretti. In qualche modo potrebbe essere un ritorno in qualche modo alla semplicità e all'autenticità dei Natali degli anni, dei decenni passati, di un tempo passato, del quale parleremo proprio in questa prima rubrica, per esplorare quelle che sono le diversità delle tradizioni della nostra regione. Ne abbiamo scelte due che proprio per caratterizzazione anche linguistica emergono in maniera particolarmente evidente, ovvero la tradizione friulana e la tradizione slovena, ma chiaramente sappiamo che la nostra regione è ricchissima anche di altre tradizioni, ma in questa piccola rubrica di inizio di Coralia Live potremo a malapena probabilmente trattare a grandi linee questi due grandi argomenti. E vorrei iniziare proprio con Katia Laurencic, che alcuni anni fa ha pubblicato insieme al gruppo folcloristico Stule di Trieste, che in questo momento sicuramente ci sta seguendo e li salutiamo tutti, un CD dal titolo Ena Svetla Luce Gori, una luce brilla, e un CD proprio di canti popolari, di tradizione popolare, natalizi e dell'Avvento e anche dell'Anno Nuovo, perché sappiamo che comunque ci sono poi anche magari canti di Questua e quindi ci sono tanti canti legati a diversi momenti del periodo festivo. In questo CD si riuniscono dei brani che vanno dall'Istria alla Slovenia, tutto il litorale, fino appunto chiaramente a brani della nostra tradizione locale. Come è nata l'idea di quel CD e soprattutto la scelta dei brani?
Ma è nato casualmente, direi, perché abbiamo a un certo punto col gruppo folcloristico abbiamo deciso di partecipare a Nativitas, quindi di questi concerti di canti di Natale. Ed è stata la prima volta per il gruppo, quindi abbiamo scelto alcune canzoni, le abbiamo imparate, abbiamo fatto il nostro primo concerto. Poi, siccome eravamo entusiaste, siamo andate avanti ogni anno e quindi alla fine di pochi anni abbiamo ingrumato, diciamo, un bel po' di queste canzoni e allora è partita l'idea di fare un CD, di registrare, quindi abbiamo scelto quelle che ci piacevano di più, diciamo, ma soprattutto abbiamo cercato di mettere un po' tutti gli argomenti, ecco, di un Natale. Il Natale sloveno va fino, sloveno in genere, il tempo natalizio dura fino al 2 febbraio, quello che pochi sanno, pensano tutti che finisca il 6 gennaio, in realtà no. Quindi c'è l'Avvento, c'è la novena di Natale, poi ci sono i Re Magi del 6 gennaio e la Madonna Candelora del 2 febbraio. E quindi noi abbiamo scelto un po' i brani che parlano un po' di tutti queste caratteristiche. E inoltre abbiamo anche scelto in base ehm, abbiamo messo un po' di tutto, ecco, di caratteristiche diverse, perché alcuni canti sono tipici, sono delle ninne nanne molto dolci, melodie molto facili, eccetera, che cantano soprattutto della nascita del bambino Gesù. E altri sono come delle fanfare, sono molto più vivaci, oppure quelli della Carinzia, che sono canti che hanno degli intervalli molto più ampi, molto più movimentati. Abbiamo cercato di mettere un po' di tutto dentro, compreso anche un canto croato, che ce l'ha portato una nostra corista, l'ha sentito in Croazia, l'ha portato e l'abbiamo inserito anche quello. I testi di questi brani, secondo me, non soltanto secondo me, sono molto peculiari perché riportano a un ambito molto preciso e alcuni senz'altro nei testi hanno delle ambizioni più artistiche, diciamo, altri sono veramente legati alla tradizione, al dialetto, alle tradizioni rurali. Ed è interessante vedere quanto alcuni argomenti ricorrono, ma soprattutto il modo in cui ricorrono e nel quale vengono presentati. Ad esempio il calore della famiglia, che questa famiglia sacra e al tempo stesso estremamente umana, perché tutto viene riportato in qualche modo alla dimensione umana. Lo stupore dei pastori, che è lo stupore poi dei credenti, e poi una cosa che mi affascina in maniera particolare, ma è una questione mia perché mi piace un po' l'atmosfera fiabesca probabilmente, no? I Re Magi, che vengono sempre vissuti in una maniera molto, molto suggestiva, no? Sono questi re orientali, non si capisce bene da dove arrivino, dove vanno verso l'Oriente, verso questa luce, e raccontare di paesi lontani, ecco, è una cosa veramente molto affascinante anche nella tradizione. Ecco, cosa ti ha colpito in questi testi? Quello che mi colpisce è il rapporto che hanno con la vita quotidiana, soprattutto, perché per esempio parlando dei pastori, il pastore non è solo il pastore, ma è il comune, l'umanità in generale, cioè le persone che vivono, fanno una vita e quindi al momento della nascita di Gesù si stupiscono, cosa succede, andiamo a vedere e non solo, ma c'è questa pietà verso il bambino che è sofferente, vogliono proteggerlo dal freddo, aiutare la Madonna che è triste, che non riesce, non ha le fasce, non ha la copertina, eccetera. Tutti questi dettagli che sono forse tipici di un'epoca del nostro passato, dove magari la gente ha vissuto questo sulla propria pelle. Tutti questi Certo, problemi. anche un modo di vivere anche una solidarietà all'interno di famiglie sempre molto allargate, quindi aiutiamo anche Maria e Giuseppe che spesso appunto in questi canti appaiono come due persone, diciamo così, normali anche, vengono anche definiti con termini molto molto familiari.
E una cosa proprio prima di ascoltare un brano proprio da questo CD, e intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno mandando dei messaggi anche in più lingue della nostra regione, ringraziamo in maniera particolare perché hanno compreso lo spirito anche di questa prima rubrica della puntata. E volevo chiederti proprio una cosa molto personale: come ti sei appassionata al repertorio popolare? Cosa ti comunica? Cosa ti trasmette? Ma io penso di esserlo stata da sempre, mi ricordo fin dall'asilo, dai tempi dell'asilo, forse anche prima, che sei stata appassionata delle canzoncine che si cantavano in asilo, io me la godevo, chiedevo sempre ancora, ancora, mi piaceva, ecco, forse anche aiutata da mia mamma che mi cantava sempre queste canzoni, allora sono stata un po' trasportata in questo mondo. E al gruppo in realtà sono entrata prima nel gruppo dei danzatori e poi appena nel gruppo delle coriste. E qualche anno dopo, penso. Prima per aiutarle un pochino, per cantare con loro, perché mi piaceva, e poi ci siamo messi a lavorare un po' più seriamente. Ho dato una mano anche per mettere insieme tutti questi brani, preparare dei concerti, eccetera. Quindi questa è la dimostrazione che magari portare un po' di musica popolare, folk, veramente di tradizione, nelle scuole può essere molto utile, perché poi magari nascono delle passioni proprio per l'immediatezza anche di alcune melodie. Adesso io ho utilizzato così molto spavaldamente folk, tradizione, eccetera, verrò bacchettata sicuramente nella seconda parte di questa rubrica dall'etnomusicologo Roberto Frisano, ma prima di essere appunto messa alla gogna ascolteremo un brano del gruppo Stuledi che è tratto proprio dal CD del quale abbiamo parlato, e ringraziamo Katia Laurencic per essere stata con noi. Ascoltiamo. E questo era il brano Ni carne dremaite, interpretato dal gruppo vocale Stuledi di Trieste. E vi dico anche che questa è un'anteprima di Nativitas, perché Nativitas avrà una sua forma online, perché non possiamo fare diversamente in questo periodo, e il gruppo Stuledi parteciperà con alcuni brani, e questo appunto è stato un assaggio, è il momento giusto anche per lanciare questa bellissima rassegna che unisce tutti i cori del Friuli Venezia Giulia. Adesso siamo però con Roberto Frisano, con il quale vorrei parlare proprio del fatto che è facile dire Natale, però in realtà la tradizione popolare, e non solo, interpreta questo periodo festivo con molte ritualità. Iniziamo con San Nicolò, ad esempio, poi possiamo avere appunto i canti di Questua nell'anno nuovo perché portano fortuna, poi ci sono tutti i canti natalizi. Ecco, facciamo un po' di chiarezza. Quante tradizioni esistono nel Natale popolare?
Grazie della domanda. E non è facile fare chiarezza. Diciamo che il periodo dunque invernale, tra la fine dell'anno vecchio e l'inizio dell'anno nuovo, in questo periodo si concentrano diverse tipologie di ritualità. Fondamentalmente sono all'inizio di dicembre, come ricordavi, la vicenda di San Nicolò, che è legata per esempio ai Krampus, così, parlando di un termine così noto un po' a tutti, e in fondo i Krampus sono la personificazione così terrena degli ultraterreni, del mondo infernale, del mondo cattivo, insomma, che in qualche modo deve essere tenuto a bada dal mondo dei vivi. Questa tradizione poi si ricollega un po' anche al carnevale, che ha nelle sue maschere più tradizionali le maschere dei morti, quelle bianche. Pulcinella è un fantasma, un morto, insomma. Questa cosa è interessante perché non esiste solo agli estremi. Mi ricordo anni fa avevo seguito dei carnevali nei dintorni del lago di Bohin in Slovenia, e dei ragazzi facevano una questua l'ultimo giorno dell'anno, già mascherati, e già con queste maschere, appunto la coppia bella giovane, che sono poi le maschere quelle di carnevale, e c'era anche la maschera bianca, completamente bianca, incappucciata, che portava poi le offerte raccolte. Insomma, evidentemente quello era il morto, insomma, le anime che ritornano. Allora, adesso lo dico in soldoni, poi tutte queste cose sono state ovviamente investigate. Allora, questo periodo invernale è anche il periodo di contatto tra i due mondi, e tant'è che la famosa 12 notti, che sono quelle tra Natale e Capodanno e l'Epifania, concentrano anche un po' questi aspetti. Quindi Natale è sì il Natale religioso, è il Natale del bambinello, è il Natale dei Re Magi, eccetera, ma anche tra le pieghe ci sono un po' questi elementi. Ci sono riti di passaggio, per esempio, spesso nella montagna friulana, insomma, le ritualità vengono portate avanti dai coscritti. Adesso la leva non c'è più, ma comunque il senso del rito di passaggio da un anno a un altro, da una nuova classe di età che diventerà maggiorenne, insomma, l'anno dopo, e questa è la classe che si occupa di svolgere, per esempio, un rito anche sulla base di un canto religioso. Quindi ci sono comunque commistioni, anche quello che si fa in chiesa a volte può essere il canto religioso, il canto sacro, anche liturgico, insomma, può essere cantato anche fuori. Ad esempio a Sauris, alla Teis, meglio una frazione di Sauris, fanno il giro delle case il primo giorno dell'anno cantando Veni Creator Spiritus, che è l'inno del Capodanno, l'inno liturgico per eccellenza. Avrebbero altri canti ovviamente natalizi, tra virgolette, o di augurio, ma cantano quello. Quindi si sovrappongono, ecco, diverse cose, e basta avere così l'occhio un po' per dipanare, ecco, questa rete di connessioni, però sono diverse. Quindi diciamo che è una nascita veramente, non soltanto in senso religioso, ma anche in senso molto, molto pratico, perché anche sono magari dei cicli della natura ai quali si legano chiaramente tutte queste tradizioni. E una cosa, proprio ritornando ai testi, ecco, chiaramente lasciano un po' ogni tanto interdetti, no? Mi ricordo un mio primo incontro proprio con un testo popolare, mi aveva sorpreso, no? Perché c'è una contadina nei campi e che incontra Gesù, e Gesù passa e la contadina comincia a fare un discorso così, insomma, come potrebbe parlare con chiunque, invece parla con Gesù. Ecco, è una cosa che mi ha sempre molto incuriosita questa, e poi ne ho trovati chiaramente molti altri, perché questo anche è il modo di approcciarsi al sacro, no? Della tradizione appunto popolare, del mondo popolare, del mondo rurale. Ecco, è quello che mi chiedevo, effettivamente c'è qualcosa di religioso e c'è qualcosa di profano. Ecco, come li vedi questi due mondi mescolati all'interno dei testi e anche dell'utilizzo poi di questi canti, anche dei luoghi dove si interpretano? Allora, più che mescolati, bisogna tenere presente questa cosa, che tutte le argomentazioni sul Natale e tutta la dimensione dell'immaginario intorno al Natale è stato alimentato non solo dai Vangeli, ma dai Vangeli apocrifi, che sono ricchi di dettagli proprio sulla nascita di Gesù. E questi Vangeli apocrifi sono testi ovviamente che hanno avuto una grande fortuna poi già dopo la metà del primo millennio, insomma, sono anche abbastanza antiche, e poi anche ci sono anche testi poi del primo, così, medievali, del Medioevo centrale. E chiaramente questi testi servivano per mediare, come dire, i termini
dotti o comunque la dimensione teologica con una dimensione prettamente popolare, una sorta di così, Vangelo dei poveri, anche quello. Quindi tutto il discorso che si costruisce, no, intorno a questi eventi, che è fatto di elementi semplici, no, di quotidianità, viene fuori dagli apocrifi. Poi una grande fase è stata quella delle laudi tra 400 e poi della Controriforma, che hanno reso in forma più semplice, più vicina, più tenera, anche più barocca, anche i temi del Natale, per cui il bambino è sempre roseo, il bambinello gli spuntano i fiori intorno, la Madonna è sempre persa con gli occhi al cielo, e quindi questo immaginario poi ha avuto seguito anche. Pensiamo anche alle cose di Alfonso de Liguori, insomma, tu scendi dalle stelle, cioè questa è l'idea. Però è interessante che i più antichi, per esempio il Puer Natus, che è un canto che troviamo già alla fine del 200 attestato in forma scritta, è molto interessante perché è completamente teologico, parla Puer Natus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem, e poi dice la madre che ha creato il figlio che ha generato la madre, quella tipica così versione alta e che andava che era, insomma, così la base anche della concezione medievale, in cui questi aspetti, la madre che genera il suo creatore, la verginità come dire, grandissimo mistero, lui che nasce attraverso la Vergine che non lo ha generato ma lo ha solo, come dire, l'ha solo portato alla luce. Tutte queste cose vengono fuori nei canti, per esempio il Puer Natus, che si canta ancora anche a livello popolare, per dire la differenza è avvenuta già, diciamo, durante il Cinquecento, ecco, in questo scarto tra una versione, così, una concezione ancora dotta e teologica, no, dei testi per i canti di Natale, e poi quello che più vicini al popolo, che è avvenuto dopo. Insomma, così a grandi linee si può dire questo. Ecco, dal Cinquecento in poi, dalle laude della Controriforma, c'è stato ancora più bisogno di venire incontro alla semplicità. Ecco. Ma i canti di tradizione, che però trattano episodi evangelici, dove si cantano? Anche se li cantano, li raccontano a modo loro, dove si cantano? In chiesa oppure no? No, beh, li cantano fuori. Ad esempio a Sauris fermarono i cieli, la loro armonia. Questo è di Don Alfonso de Liguori. C'è un altro bellissimo che parla della fuga in Egitto, e c'è tutto il racconto della Sacra Famiglia che gira. Questi testi hanno una loro filologia scritta, non sono popolari ovviamente, sono di matrice colta o subcolta, cioè qualche sacerdote, qualche scrittore nel corso del 600-700 soprattutto ha confezionato questi testi all'uso popolare. Venivano stampati su fogli volanti, venivano portati in giro da cantori girovaghi, cioè hanno formato quell'immaginario popolare orale tipico appunto dal 600 in qua, e ancora si vedono queste tracce. A Sauris, per dire, i cantori della stella hanno dei loro libretti dell'800 ancora, scritti a mano con i testi copiati, quindi c'è anche appunto una tradizione a volte anche scritta di chi porta avanti queste tradizioni in tutto l'arco alpino. Le compagnie di stellari, come si dice, hanno i loro libretti, i loro quadernetti con i testi, che sono poi, ci sono gli studiosi che hanno, più studiosi di me, ma che hanno trovato tutte le tracce filologiche, ecco, di questi testi. Non ce n'è uno che sia rimasto così nel vuoto, tutti hanno una loro origine, ecco. Anche tu, Roberto, ci hai portato degli ascolti, vero? Che così sì, rendiamo ancora di più l'idea. Bene, cosa ascoltiamo? Allora, il primo, tanto per dare l'idea di questa commissione, il primo è un canto che avevo registrato anni fa, è un testo friulano, quello non si sa di chi sia, probabilmente un autore, un sacerdote locale, una melodia così abbastanza ricorrente, un po' in Carnia, e lo fanno i bambini, fanno una questua vicino a Ovaro, a Ovasta di Ovaro, e questa è registrata, vedrete le foto, diversi anni fa. Adesso questi che lì erano bambini saranno padri di famiglia e madri di famiglia, però è interessante che facevano tutto da solo, spontaneamente. È un canto di questo, alla fine dicono dateci o non dateci, andate in paradiso, cioè qualunque cosa vi sia propizia, se potete dare o no. È molto bello questo, e non è il video, è solo l'audio, ma si sente che vanno nelle case e che le persone li accolgono, eccetera. Ci sono delle foto, e poi anche delle foto di stelle, come sono fatte le stelle in carta, quelle che vengono portate anche in giro.
E questo è registrato da te come deve fare giustamente un etnomusicologo, quando ancora era possibile trovare tradizioni popolari in giro. Volevo dire una cosa che prima l'hai detta, cioè il Natale intimo è vero, ma teniamo presente che tutte queste cose sono fondamentali per la vita della comunità, cioè devono essere fatte in comunità. Il Natale pregato in sé va bene, ma il canto, la questua, l'andare in giro, il cantare tutti insieme sono cose che rafforzano. Anche questo fa Natale e non solo, rafforzano il senso identitario della comunità, lo scambio tra generazioni, i giovani che vanno nelle famiglie dove ci sono gli anziani, queste cose le si osservano bene, chi gira durante queste ritualità, chi ha la fortuna, insomma, capisce bene che anche questo hanno un senso, forse hanno più senso queste al giorno d'oggi, anche in questi paesi ormai ridotti un po' all'osso, insomma. Ecco. Ed erano i tempi in cui si cantava anche in famiglia. Erano i tempi in cui si cantava anche in famiglia, certo. Forse ancora qualcosa in Carnia si fa, dai, diamoci il... Ascoltiamo allora. Sì. Grazie tesoro. E una di fortuna con buona luna. Amen. Stop, stop, scocula, stop, dai, non dai, di paradiso. Tanti auguroni, ragazzi. E salutiamo tutti gli attuali padri di famiglia che cantavano in questo brano, magari si sono riconosciuti nella foto. Speriamo. E siccome la seconda rubrica incombe, presentaci subito anche il secondo certo. brano. Allora, questa era appunto un canto di questua con un tema religioso che serve per la raccolta, questo non si canta in chiesa, insomma. Alla fine diceva lops, lops, scoculas, sop, sop, scoculas e lops, cioè le regalie, le noci e le mele, quelle così un po' selvatiche, e poi finiva con dai tono dai in paradis light. Quel canto che vi faccio ascoltare adesso invece è un canto dei Re Magi, è un canto che si trova in una testimoniato per la prima volta in un volumetto della fine del Seicento di Giovanni Battista Michi, Sacri Canti, che ha dato origine a tutta una serie ha raccolto, meglio all'epoca lui aveva raccolto una serie di canti che si cantano ancora in tutto l'arco alpino in queste ritualità della stella. A Cleuris lo fanno i coscritti lo fanno il primo giorno dell'anno, quando erano coscritti ancora avevano la bustina, quella col tricolore, non hanno altri addobbi, loro sono i tre re, non hanno altri addobbi natalizi, ma hanno questo, quindi è una sovrapposizione di un rito di passaggio da coscritti con un canto, potrebbero cantare qualunque cosa, ma cantano il canto dei tre re. Loro fanno ancora, credo, tengono molto bene la tradizione, lo fanno il primo giorno dell'anno, fanno prima il vespro, vanno al vespro tutti insieme, cantano, poi cominciano a partire e sentirete che c'è una grande velocità nel canto che deforma, noi siamo i tre re magi dell'Oriente, abbiamo visto la gran stella la quale porta novella del Signore, cantano molto velocemente perché si è modificata un po' la tradizione, devono fare tutte le case del paese e partono alle 2 del pomeriggio e cominciano un po' a bere, poi gli offrono cose, per le 8 spesso non sono neanche a metà paese e quindi devono correre, devono muoversi. Tre cantori si mettono al centro della stanza e fanno i tre re magi, gli altri rimangono in corridoio e fuori e rispondono a strofe alterne, fanno una cosa così antifonale, ma è molto interessante, c'è una grande energia insomma in questo canto e forse è una delle cose più singolari insomma che abbiamo in Carnia. Allora ci tengono tantissimo e sono, credo ancora, anche se non ci sono coscritti, se ci sono donne, per esempio, un anno hanno avuto solo ragazze, hanno chiesto agli anziani del paese se potevano farlo loro, come re, che di solito dovrebbero farlo i maschi, e se hanno poca gente vanno a trovare, cioè anzi sempre invitano i figli di persone che sono di Cleuris del paese, che sono andate a vivere fuori, sono sposati fuori, per esempio, quindi una sorta di riappropriazione, insomma così, agnizione dei propri paesani che magari vivono da altre parti. Ecco, anche questo qui c'è il senso della comunità molto forte. Noi siamo i tre re dell'Oriente, da Cleuris. Va. Cleuris sei lontano da qui, ma stiamo percorrendo insieme ai magi. Vediamo. Dai un segno, regista.
Il segno del regista. No, il regista proprio non ci dà segni, però Sì. sono sicura che si sta impegnando per farci Sì. sentire il canto da Cleulis. Perché altrimenti avrei anche altre domande in serbo se per caso non Ma fammene parte. un'altra e poi magari ci Beh, ma è interrompiamo. proprio è la domanda, quella da 1 milione, come Milione. dire, no? Effettivamente, sì. È quando il canto popolare, però così come lo sentiamo di tradizione, arriva sul palco corale, cosa Ah. succede? È ancora di tradizione. Allora c'è una cosa da dire, che questi canti avevano anche dei testi molto lunghi, non insomma lunghissimi, ma lunghi, e nel canto corale chissà perché bisogna sempre ridurre, si pensa sempre che il pubblico si stufi. In realtà questi canti raccontavano qualcosa, la lunga fuga in Egitto, il lungo cammino dei Re Magi, ci sono canti con dozzine di strofe, cioè il famoso Stai mi attens friulano, che no, 30 insomma, quello però veniva recitato in origine, serviva per il teatro didattico. Questa è una delle cose che si perde, cioè un canto che diventa 2 strofe soltanto, ha una bella armonizzazione, un bel effetto, e questo è un elemento che ovviamente si perde. Bisognerebbe riuscire a mantenere il senso della comunicazione, per esempio, mantenere il testo più integro possibile, ricreare un po' quel tipo di atmosfera. Non cantano bene, tra virgolette, questi ovviamente cantori popolari, cantano però con verità, sono 2 piani un po' diversi, ecco. Sembra che adesso vi ascolteremo perché comunque è arrivata dalla regia la comunicazione che Bene. il video è pronto, altrimenti canterò io, non vi conviene. Vabbè. E noi siamo tre mas dell'Oriente, abbiamo visto la gran stella, la quale potrà vedere il Signore, la quale potrà vedere il Signore. È nato Salvatore, è nato in tutto il mondo, è nato il peccato, è nato il peccato. Ed è molto cavalcato, seguitando la gran stella, dall'Oriente questa terra notte e giorno, dall'Oriente questa terra notte e giorno. Grazie mille Roberto Frisano per questa partecipazione a Coralia Live, per averci aperto un po' la finestra sulle tradizioni del Friuli, insieme a Katia Laurencic che ha parlato delle tradizioni della comunità slovena della nostra regione. Ed è il momento quindi di passare immediatamente alla prossima rubrica nella quale si parlerà anche di tradizione, ma questa volta al ricamo e molto di più. Prego. Coralia, 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 oh. Coralia, 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 oh. Vuoi parlare di ricamo? No, sicuramente a un certo punto usciremo da questa rubrica. Fatemi Coralia, 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 oh. Temivo che sarebbe ricapitato. Chiedo scusa, ma del resto Il bello della diretta, questo dimostra diretta, che stiamo sì. in diretta, esattamente, sì. Lo si dice da decenni, no? Quello del bello della diretta. Non è mai stata una gran bellezza, effettivamente, no? Quando capitano queste cose, però la effettivamente tensione lo vedi, i modi di dire. ce la farà, sì. Sì, sicuramente. Anche perché siamo tantissimi questa sera, ci sono tutti gli ospiti in attesa e oltretutto sono curiosissima di sapere che sfondo avrà preparato Lucia Vinzi per questa intervista e soprattutto cosa ci dirà Patrizia Ballarin delle sue prodezze con le mani, appunto perché lei fa tantissime cose, a maglia, fa uncinetto, ricamo, adesso non so esattamente tutti i dettagli, ma ero qui apposta per sentire, appunto. Chissà se ripartiamo. Coralia, 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 oh.
Eccoci, eccoci qua finalmente. Ciao Patrizia, buonasera. Ciao Lucia, buonasera. Insomma, come dice Rossana, il bello della diretta sono cose che possono capitare. Certo. E siamo appunto qua stasera con Patrizia Ballarini in veste di ospite di questa rubrica che si occupa di sbirciare dietro alle quinte del coro. E Patrizia è corista del coro Città di San Vito, vero? Giusto? Sì. Corretto. E oltre al coro però si occupa di tante cose, lavora immagino, farà anche un sacco di altre cose, però si dedica all'arte del ricamo, ma non solo del ricamo, anche a altre cose, che tutte legate a quel mondo che viene definito come lavori femminili. Sono delle abilità che sono attribuite alla maestria delle donne, no? Il ricamo, l'uncinetto, la maglia, la tessitura, i pizzi, il tombolo, tutte queste cose le cui origini risalgono alla notte dei tempi. Queste abilità sono attribuite anche a molti miti, pensiamo al mito di Aracne, pensiamo a quello un po' più oscuro delle parche che reggono le vite attraverso filando la lana. Ma sono spesso anche considerati dei doni che gli dei o comunque le creature ultraterrene fanno agli uomini. Per esempio noi in Friuli le agane, queste donne particolari insegnano agli uomini l'arte della tessitura assieme a quella per esempio del seminare insieme alle sementi, quindi una simbologia molto forte. E queste sono arti che passano di donna in donna, vengono insegnate in questo modo, o perlomeno erano insegnate in questo modo. Per te com'è stato l'avvicinarsi al ricamo o a qualsiasi altra cosa che tu voglia raccontarci rispetto a questo? Sono nata in una famiglia dove la nonna, soprattutto materna, ricamava da sempre, aveva ricamato corredi dove viveva, dove era nata, e quest'arte l'ha praticamente tramandata alle figlie e alla nipote più grande, in questo caso ero io. All'epoca appunto ero a Torino e mi ricordo che con la nonna si andava spesso al mercato per comprare fili, tele, eccetera. E conservo ancora 2 tele dove erano state già tracciate le crocette grandi appunto per insegnare alle bambine, no? E questi 2 quadretti sono stati poi montati nel tempo da mia mamma come cuscini e logori, perché ormai hanno più di 50 anni, li ho incorniciati per non rovinarli ulteriormente. E ho cominciato così, col classico punto croce. Ecco. Quindi no, vai tranquilla. No, ho incominciato appunto con il punto croce e da bambina qualche cosina, poi chiaramente con la scuola e altre attività legate comunque alla scuola, poi insomma allo studio eccetera, avevo anche un po' lasciato perdere questa cosa, però ho sempre vissuto, perché poi ho una zia che lavorava a maglia, che faceva capi, aveva un negozio, mia mamma sapeva fare praticamente di tutto, dalla maglia, al ricamo, al cucito, per cui sono vissuta in un ambiente dove il gusto per il bello, il gusto per il fatto a mano era la cifra. E questa cosa da adolescente in poi è sempre stata molto forte, fino a quando poi io... Questo è molto interessante. Sì, no, dicevo, è interessante questo aspetto della ricerca del bello, no? Perché accanto alla questione funzionale, perché comunque i vestiti per vestirsi, i maglioni per la lana, il tessere la lana per scaldarsi, non si è mai trascurato l'aspetto proprio della ricerca di una bellezza, no? I bordi, le cose, quindi tra l'altro negli ultimi anni, ma a partire anche dallo scorso secolo,
è diventato quasi una specie di una forma artistica, nel senso che è stato estrapolato proprio da questo mondo, del mondo femminile, ma il lavoro a maglia, il lavoro sui tessuti, la tessitura, la filatura, il ricamo sono diventati dei linguaggi espressivi proprio, no? Certo, Io so che tu ti occupi principalmente di punto croce. sì. Come mai? Che cosa significa questo nel enorme mondo del ricamo Ma praticamente? No? Mi raccontavi anche di dunque, tecniche particolari. sì, il punto croce all'inizio era solo un modo per rendere bello magari un muro di casa, no? Quindi il quadretto, eccetera, eccetera. Poi invece mi si è aperto un mondo, perché poi con riviste, internet, parlo anche di una ventina d'anni fa, e ho conosciuto poi anche altre amiche che avevano questa mia stessa passione. Non si è dato, diciamo, una svolta al ricamo, no? Cercando di fare delle cose belle, sì, ma utili. E quindi ho cercato, ecco, di rendere anche i semplici eventi della mia vita, no? E immortalarli con il ricamo. Quindi adesso, per esempio, infatti, prendendo spunto, fra l'altro, dalla tradizione, no? Che non europea, questi sono praticamente dei sampler, dei cosiddetti imparaticci, no? Che le signorine di una volta ricamavano per imparare non solo a scrivere, ma a cifrare la biancheria del corredo. Ecco, questo, quello a sinistra riporta la data del mio matrimonio, per esempio. Questo invece è l'amicizia con delle amiche con le quali appunto condividevo la passione. Questo che vedete ora è di genere, uno stile un po' americano, sul Natale. Questi invece li ho ricamati pensando a mia figlia, quello a destra, e all'altro all'amore in generale, perché è un angelo ispirato all'amore, ecco. E poi il Natale, ecco, questo diciamo di qualche anno fa, uno dei più recenti, ecco. Gli altri ancora hanno diversi anni, ecco. Comunque Quindi sono veramente ogni belli. ricamo che ho appeso in casa rappresenta un momento particolare, ecco, non solo per il gusto di vedere nascere sulla tela qualcosa, ma un momento particolare, ecco, o dell'anno o della stessa vita personale della mia famiglia, ecco. Certo, perché comunque è un modo di essere e di essere presenti, no? Sempre, è un fare continuo che mette in connessioni le mani, il cuore, il cervello, è tutta Sì, richiede sì. molta presenza. Penso che sia anche abbastanza, come dire, sovversivo in un mondo come quello di adesso, in cui bisogna correre, perché ci vuole tempo, ci vuole concentrazione e bisogna essere lì. Come e dove ricami? Cioè quando e dove? Come trovi questi spazi che sono spazi di tempo ma anche spazi interiori? Sì, spazi interiori e di tempo vanno a braccetto, a dir la verità, no? E in effetti per me è sempre stato un momento non solo solo per me, perché comunque ricamo anche quando in casa, in salotto a guardare la televisione siamo tutti insieme, ecco. E magari allora in quel momento il ricamo non deve richiedermi una particolare attenzione. Ecco. Però al di là di quello è comunque un momento in cui anche se sono in compagnia è un momento in cui sto molto bene. Ed è sempre stato un momento di ricerca di benessere, non solo di ricerca del bello. Ecco. Anche perché adesso chiaramente il ricamare non richiede solo il tempo, certamente, ma anche la vista, no? Quindi devo cercare di farlo di giorno
e sapere di avere del tempo per poter tirare fuori e attrezzarmi in maniera da poter svolgere il lavoro in tranquillità e serenamente. D'estate, diciamo, è il momento migliore, ecco, però qualche pomeriggio nel weekend riesco sempre a trovarlo, ecco. A ritagliarlo. Sì, 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 sì. C'è un elemento anche abbastanza misterioso, no? Nell'intrecciare i fili, nel trovare tra di loro un'armonia. Insomma, ha un'aura un po' particolare, no? Tutto questo mondo dei lavori Sì. femminili. Ed ecco, Perché, insomma, sì, ci sono nodi da sciogliere, nodi da fare, cose, insomma, è particolare. Cioè, da quello che hai detto già ho visto le connessioni, ma ci sono le connessioni col fare fare il coro, col fare musica, col cantare in coro, vero? la pazienza. Raccontaci. La pazienza. Allora, quando si sta in coro, che è per me almeno, è un altro momento in cui mi sento a mio agio, e tant'è vero che quando sono stata invitata per questa serata ho pensato, ma che connessioni ci possono essere? La prima cosa che mi è venuta in mente in assoluto è il fatto che sono le due cose che faccio da più tempo in assoluto, perché ho cominciato a ricamare 6 anni, 6-7 anni, e canto da quando ne avevo 14. E adesso ne ho quasi 60, quindi si fanno in fretta i conti. E sono le uniche due cose che mi fanno star bene e sono mie. Ma soprattutto sono le due cose che riesco a condividere anche, no? Perché col coro non sono da sola. Col ricamo sì, qualche volta, ecco, ma mi è capitato di avere anche dei gruppi di lavoro, ecco, per cui e in coro penso che fin quando avrò voce e respiro penso che continuerò a farlo. Le connessioni, la pazienza di ascoltare gli altri, la pazienza di stare insieme a tante persone diverse, a tante anime. La pazienza di ricamare crocetta dopo crocetta, cambiando colore in continuazione, cercando di fare un lavoro pulito, è la stessa cosa. È la stessa cosa perché Sì, anche alla magari fine... ricominciare da capo se sbagli, no? Per esempio, un Ecco, continuo ricominciare, un continuo esattamente. mediare e mettere in sintonia. Sì, sì, sì. Esatto. E nei ricami un Credo che pochino più sia. complessi, dove i cambi di colore sono specifici perché devono dare forma o dare una sfumatura a un abito o dare una sfumatura a un fiore, bisogna avere molta pazienza e qualche volta si può tralasciare una crocetta sbagliata perché comunque il risultato complessivo è quello che conta, no? E quindi quell'errore tante volte lo lascio appositamente perché il lavoro fatto a mano ha bisogno dell'errore, perché altrimenti Certo. sembra il lavoro perfetto, no? Dall'idea di essere artificiale, ecco. Come in un coro ci può essere una nota stonata, no? Ma se un coro canta con Certo. passione e trasmette, ha raggiunto l'obiettivo. Certo, e la stessa cosa succede in questi meravigliosi quadri che abbiamo visto. Patrizia, io ti ringrazio molto, purtroppo sì, siamo abbastanza strettini con i tempi. Io prendo solo un attimo per salutarvi con una citazione da un libro che ho letto recentemente, di cui ti avevo parlato, di Elena Pigozzi, si chiama L'ultima ricamatrice, le edizioni PM di quest'anno, recentissimo, è uscito a settembre, e io vi lascio con questo. Dopo questo, Pierfilippo, puoi far partire tranquillamente lo stacchetto per la prossima rubrica. C'è qualcosa di lei che mi appartiene. Quando ho osservato come afferra l'ago, prepara il canestro, passa il cotone nella cruna e affonda la punta sulla tela di lino, un qualcosa che mi appartiene e che è delle donne prima di me. Grazie e buonasera. Grazie a voi, grazie Lucia. Coralia, 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 Coralia.
Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, buonasera. Siamo qui con il mio assistente di oggi che ha un po' freddo e quindi si è rincanato dalla e siamo qui con Serena e Borut, benvenuti. Ciao ciao. Ciao. Allora, di cosa si parla oggi? Si parla di tante cose, ma prima di tutto vorrei chiedere a Serena e Borut come state? Tutto bene? Come state passando questa quarantena? Ma sì, per ora Bene. stiamo bene. Per metà. Cioè, dai. Allora, Serena, iniziamo Dimmi. da te. Da quanto tempo canti? Ho iniziato a cantare più o meno fine elementari, inizio medie, quindi cosa sarà stato il 2010-11? Ok, Una decina d'anni, quindi. Intuisce che sei soprano primo, giusto? Certo. La voce più bassa di me. Sì, esattamente. Allora, Potrei fare il baritono. Sei stata qui invitata oggi in quanto tenoressa, quindi spiegaci un attimo che cosa vuol dire. Beh, intanto preciso che non sono proprio tenoressa, sono aiuto tenore quando serve. Non so precisamente cosa vuoi sapere. Allora, lei è un contralto molto profondo e Mm. diciamo che ci sono due motivi per cui un contralto può cantare da tenore. Il motivo più comune è perché i tenori sono merce rara. Sì. Quindi, visto che i contralti ce ne sono magari di più, qualche contralto va a cantare tenore, così si rimpolpa un po' la sezione tenore, giusto? L'altro motivo, che Sì. adesso vorrei fare questo ragionamento con te, è che un tenore che canta in registro alto, salutiamo Anna Tonazzi che come al solito scrive cose brevi e concise. Comunque, dicevo, ciao Anna. Se un tenore canta in registro alto, ok? Avrà le corde vocali molto addotte tra loro, molto vicine, e quindi avrà una vibrazione molto con pochi armonici, diciamo, bassi, quindi un Sì. suono molto squillante. Quando un contralto canta nel registro del tenore, ha un registro con molto più spazio e molti più armonici bassi, giusto? Quindi in realtà, Sì. se io ho dei contralti e dei tenori che cantano la stessa voce, io ho i contralti che mi fanno la polpa bassa del suono e i tenori che fanno la punta. Hai riscontrato Sì. questa cosa cantando tra i tenori? Sì, beh, allora, cantare da tenoressa è abbastanza difficile perché dove un tenore appunto squilla e sono note per lui alte, dove quindi pompa molto di più, un contralto si trova in un registro più basso e quindi potrà dare meno volume. Quindi in verità per un contralto farsi sentire con dei tenori si trova un po' più in difficoltà, ecco. A parità di suono non saprei dirti se avere solo tenori o avere un misto tra contralti e tenori cosa sia meglio, ecco. Io con i direttori che ho avuto, insomma, mi hanno sempre spinta più a cantare da contralto che da tenore, mi hanno messa con i tenori nel momento della necessità. Quindi Però- presumo che avere solo tenori forse sia più bello che avere un misto tra contralto e tenore. Secondo me non esiste più bello o più brutto, ma esiste Sì, a seconda di quello che vuole in quel momento il direttore. certo. Secondo me il discorso non è un discorso di volume, cioè ovviamente un tenore in registro da tenore avrà un volume maggiore rispetto al contralto, però è un discorso più di suono e di come si sommano gli armonici. Un contralto non lo sentirò da fuori se è insieme a dei tenori, ma un contralto crea una pasta, crea una Certo. base di armonici che creano un suono diverso, un suono più coeso, anche se non sento il contralto, anche perché in un coro io non devo sentire volume, io devo sentire suono. Sì, giusto? sì, su questo sono d'accordo. E quindi chiedo a Borut che cosa ne pensa. Sì. Beh, sì, certo. Ovviamente come in un coro ci sono i bassi, no? Che diciamo sono fondamentali, perché tipo sui bassi, diciamo, si sviluppa appunto il coro, no? Appunto loro hanno una voce abbastanza bassa, no? E quindi, non so, mi arricchiscono il tutto, insomma, no? Così, sì. Insomma, cosa vuoi sapere altro? Parlando di suono, il basso che ha un suono, che ricerca un suono un po' più chiaro, secondo te? Sì.
che cosa cambia in un coro con dei bassi che fanno tutto dietro, tutto con armonici molto bassi, così adesso esagero ovviamente, e dei bassi che cercano un pochino di suono, di armonici un po' più alti, quindi forse vanno a integrarsi meglio anche con gli altri. Beh, sicuramente sì, si amalgano un poco, sì, perché se no dopo spiccano un po' troppo se tipo hanno la voce troppo indietro, no? Esatto. Così, sì. E quindi ti chiedo a te, visto che tu sei giovanissimo, tu sei entrato nel CGR quando già al mandato scorso, quando non eri ancora Sì. maggiorenne, eri 17enne, dai. eri piccolissimo e quindi niente, volevo chiederti com'è stato per te entrare in un coro in un'età comunque in cui la voce non è ferma, cioè la voce maschile si stabilizza intorno ai 20 anni. Sì, appunto. Perché appunto già di mio ho iniziato a cantare in un coro un po' più, diciamo, professionale, no? 4 anni fa, no? Quindi non tanti anni, no? E quindi già da quel momento, insomma, mi è stato un po' difficile già cantare le note più alte, no? Perché appunto io quando ancora non ho subito la mutazione, no? Di fatto cantavo molto alto, no? Le note molto alte, no? E quindi era un po' uno shock, no? Avere questa mutazione, dopo quando il timbro della voce, no? Diventa più basso, no? E così, quindi sì, mi sono dovuto adattare, no? E appunto anche quando sono entrato in questo, nel coro giovanile regionale, no? Mi è stato un po' difficile, no? Come esperienza, no? Cantavi già prima? Quando... Sì, cantavo con il coro Jacobus Gallus, no? Appunto, qua di Trieste. Sì, e che voce cantavi? Ho iniziato a cantare sempre da baritono, insomma, no? Baritono, ovvero basso, quando serve, no? Sì, quindi tu non hai cantato da voce bianca? Per dire la verità, sì e no, perché di fatto sì, l'associazione ZZPZ, no? Insomma, un'associazione di cori parrocchiali, no? Ogni anno fanno questi seminari estivi, no? Dove appunto ci si può cantare, si può suonare all'organo, no? E di fatto fare molte cose, no? E appunto, non so quanti anni fa, ma insomma un paio di anni fa, diciamo, appunto ho iniziato a cantare in un coro di minorenni, ovvero di voci bianche, no? Insomma, quindi sì, quella era forse la mia prima esperienza in un coro, no? Così, però giusto per una settimana, no? Per un corto la tua periodo. esperienza corale, diciamo, continuativa è iniziata che avevi già avuto una muta importante, non ancora definita, ma una muta importante, Sì. Perché tipicamente la muta è molto rapida, si arriva a un tono di voce molto basso improvvisamente, non lo si sa usare e quindi si parla un po' così, che poi esatto. parla perché 14 anni che parla così, fa molto ridere. E poi però si impara anche quando canto che non c'è solo quel tono di voce, ma appunto da dietro lo porto in avanti. E qui ritorniamo al discorso che avevo fatto all'inizio, no? Quando parlavo del suono dei bassi, in questo caso, nel tuo caso. E ti chiedo se hai riscontrato questa cosa, cioè all'inizio se avevi difficoltà a portare avanti il suono e a quanto sia cambiata questa cosa dopo che hai iniziato a cantare in coro, ma sei anche cresciuto proprio fisicamente. Sì, all'inizio sicuramente sì, perché appunto anche non mi sono accorto come cantavo, no? Di fatto anche Petra potrà dirlo, no? Ho cantato sempre un po' più indietro, no? Come si dice. E con i anni, no? Diciamo, ho imparato un po' a differenziare questi due metodi di canto, no? E appunto devo anche dire che ho iniziato appunto già dallo scorso anno a fare lezioni di canto solistico, no? E appunto là ho iniziato davvero a capire cosa significa questa differenza, no? E appunto come portare la voce più avanti e cantare in modo più consono, diciamo, no? Con gli ambienti. Perché la voce è come tutto è uno strumento, la voce siamo Esatto. abituati a utilizzarla e quindi dice, sì, cosa cantare, come parlare con le note, no, sono delle cose che forse anche lo strumento più difficile da usare, no? Perché appunto con il pianoforte o l'organo, non so, mi viene, no? Insomma, impari delle robe facendo esercizi, no? Insomma, non so,
un pezzo, no, lo puoi imparare così anche una settimana, no? Però a cantare ci metti ancora più di tempo, no? Ci È metti una un paio di ricerca anni. è una ricerca in noi stessi, vero Serena? Che cosa ne Sì. pensi? Io sono sia strumentista che corista, appunto. Forse perché ho iniziato a cantare da molto giovane, faccio meno fatica onestamente a imparare brani corali piuttosto che brani per pianoforte. Non so, io ho sempre notato più facilità invece nel lavorare con la voce magari che con un altro strumento. Non saprei dirti perché, però ho tanto da imparare, da lavorare, so benissimo quali sono i miei limiti e so che dovrei appunto riuscire ad andare avanti, però devo dire che mi sono trovata sempre meglio rispetto a altre cose. Perché comunque la voce è difficile perché è uno strumento appunto che non vediamo, che non sappiamo gestire, però è un qualcosa di naturale, il parlare, il cantare. Sì. Quindi c'è un po' un connubio tra questi due elementi che deve essere portato avanti forse. Sì. E quindi niente, abbiamo finito il nostro tempo perché oggi abbiamo un sacco di cose da dire e io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Serena e ringrazio Borut per i loro interessantissimi spunti. Abbiamo parlato di tante cose in questo poco tempo, ringrazio la mia assistente. La mascotte. Sì, oggi ha bevuto un po', infatti vedete che si vede. Però adesso la dico, va a dormire, a quando domani ti svegli, stai bene. Grazie a tutti, grazie per averci seguito, grazie Borut, grazie a te. Ciao ciao. Sigla. Coralia, 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 Eccoci, buonasera a tutti e ben ritrovati nello studio virtuale di Coralia Live. Io mi scuso veramente tantissimo con tutti i numerosi spettatori da casa per quel piccolo attimo di difficoltà tecnica che c'è stato al termine della prima rubrica. Prometto che non succederà mai più e che metterò in conto tutte le possibili variabili che, come sappiamo, gli imprevisti purtroppo, per quanto li si possa cercare di prevedere, sono sempre n+1, nel senso che ce n'è sempre uno in più di quelli che si potevano prevedere. Siamo quindi veramente tardissimo, come ha ricordato anche Obi, e mi dispiace un sacco perché ma le daremo comunque tutto il tempo necessario al nostro ospite, ultimo ospite speciale di questa serata, che voglio qui a fianco a me, eccoci, Petra Grassi, grazie di essere con noi, è veramente un grandissimo piacere perché Petra è un'amica, è una grande musicista, è una figura che veramente sta diventando una figura importante nel panorama musicale, non solo regionale ma anche nazionale e internazionale. Ovviamente penso che dico delle cose ovvie ricordando che Petra è stata la direttrice del coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia nel suo primo triennio di attività e attualmente, cito solo le cose più fresche, diciamo, e che ci riguardano da vicino, è attualmente la direttrice del coro giovanile italiano assieme a Davide Benetti. Petra potevamo invitarla in trasmissione per tutte queste cose e invece l'abbiamo voluta questa sera per parlare con lei di un altro argomento diverso ancora, ovvero il Festival Europa Cantat. Perché? Perché questo anno 2020 ormai sta volgendo al termine, in un modo o nell'altro ci stiamo arrivando in fondo. Credo che più di qualcuno prima di seguire la diretta di Coralia Live abbia visto la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, quindi sappiamo che grosso modo la situazione che stiamo vivendo ci accompagnerà almeno fino all'Epifania. Ma l'Epifania sarà già 2021 e nel 2021 saremo proiettati verso un grande evento che si svolgerà nel mese di luglio, dal 16 al 25, che è il Festival Europa Cantat. Anche del Festival Europa Cantat penso che molti dei nostri spettatori conosceranno tutti i dettagli, magari molti ci saranno anche stati. Molti degli ospiti che abbiamo avuto questa sera sono dei frequentatori del Festival Europa Cantat. È il più grande evento corale europeo, sicuramente, organizzato a cadenza triennale in diversi paesi europei. Molti si ricorderanno ancora l'edizione del 2012 a Torino, quella organizzata
splendidamente dalla nostra federazione Feniarco. Poi il festival è stato a Peci in Ungheria, il festival è stato a Tallinn in Estonia, solo per citare le ultime edizioni. Perché siamo qui con Petra? Perché l'edizione dell'anno prossimo si svolgerà in Slovenia, a Ljubljana. E Petra ci è sembrata una figura che quanto mai per la sua attività, ma per la sua stessa vocazione, è un vero e proprio ponte tra la coralità del Friuli Venezia Giulia e quella della vicina Slovenia. Questo festival non sarà stato mai così vicino alla nostra coralità e quindi un appuntamento che assolutamente non ci possiamo perdere. Ma Petra non solo è un ponte tra le due culture, Petra è anche una dei docenti invitati a tenere un atelier al Festival Europa Cantat. E allora di questo vorremmo partire con te, Petra. Raccontaci un po' quale sarà il tuo ruolo all'interno del festival, quale sarà l'atelier che ti è stato affidato e più in generale cosa significa, che cos'è un atelier nel Festival Europa Cantat. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono felice di essere da questa parte perché di solito sono sempre dall'altra a commentare. Allora, ma intanto speriamo che si faccia questo festival soprattutto perché dovevo essere a Europa Cantat Junior a Vilnius in agosto, che poi non si è potuto fare per via del coronavirus, quindi dovevo tenere già lì un atelier di livello C per cori femminili e purtroppo insomma è andata così. Speriamo di rifarci a Europa Cantat Ljubljana. Sono molto felice di essere invitata per tenere un atelier anche a Ljubljana di livello C. Che cosa vuol dire? Abbiamo diversi livelli di atelier per tutti i gusti, per tutte le preparazioni, tutti i generi vocali, musicali possibili. La commissione artistica di ogni Europa Cantat è formata da musicisti internazionali che arrivano da tutta l'Europa e invitano docenti o comunque direttori europei, anche non, perché in questa edizione avremo anche direttori extraeuropei, ad avere degli atelier per diversi livelli. E mi hanno invitata a tenere un livello C, che vuol dire per cori buoni, preparati e che vengono audizionati prima di partecipare a questo atelier. Il repertorio che mi è stato chiesto è un repertorio per cori giovanili, direi più classico, con autori quindi appartenenti a diversi periodi storici, diciamo un repertorio classico per un buon coro di livello internazionale e quindi ho scelto, mi sono un po' ispirata anche per il mio primo atelier, quello per Vilnius, che poi non si è potuto fare, mi sono ispirata a delle opere d'arte perché sono un amante dell'arte, soprattutto contemporanea, come si può vedere alle mie spalle. Ho scelto un tema così un po' sognante, una fiaba sognante, si chiamerà Dreamy Tale, che in italiano potremmo dire racconto sognante, così un racconto da sogno, ispirato un po' alle visioni bucoliche, un po' di Jane Austen, questo amore romantico, un po' molto così, con brani di autori romantici a cavallo tra 800 e 900, proponendo anche un autore della mia regione, ma non posso svelarvi tutto, vedrete. No. Mai, sempre stando attenta anche appunto alla mia regione. Assolutamente, con brani principalmente con pianoforte, a 3 voci, anche se sono cori giovanili, spero insomma che saranno di livello per poter affrontare questo tipo di repertorio. Così sarà un atelier abbastanza lungo di 6 giorni, anche qui ogni atelier ha una durata differente, da quei mini atelier di una giornata dove si esplora un po' diverse partiture con non obbligo appunto, cioè non c'è un'esecuzione finale, fino a atelier a 3 giorni e a quelli a 10 giorni. Tutti poi hanno alla fine un'esibizione davanti a un pubblico. Infatti, grazie Petra, proprio questo volevo sottolineare, che il programma dei festival Europa Cantat è una formula che si è consolidata ormai nel corso degli anni. Speriamo che anche l'anno prossimo si possa tenere nella sua forma completa o perlomeno in una forma, se vuoi, ridotta dovuta alle situazioni contingenti, ma è un programma molto ricco perché al suo interno ci sono momenti formativi come quelli degli atelier,
dei Discovery Atelier, un programma specifico per direttori e compositori, Esatto. cosiddetto percorso Pulse in questa edizione, quindi con incontri, tavole rotonde dedicate a queste figure, e i grandi open singing in piazza, e tutta una parte di concerti, ovviamente, di cartellone concertistico, che non sono solo i concerti conclusivi degli atelier, ma anche concerti dei cori partecipanti, di gruppi ospiti, progetti speciali. Insomma, è veramente 10 giorni pieni di grande musica, che tu hai vissuto anche da partecipante in edizioni precedenti. Quindi qual è stata la tua esperienza come partecipante al Festival Europa Cantat? Sì, ho partecipato grazie al Coro Giovane Italiano, di cui ho fatto parte in quella splendida edizione, e ho partecipato a 2 Europa Cantat, quindi quello di Torino, ho vissuto un po' in prima persona, noi essendo stato a casa ci siamo sentite ancora di più di dover far bene, e ogni cosa la vivevamo proprio sulla pelle, un po' come se faceva parte di noi. E poi come più ospiti invece a Peć, i cori regionali, i cori giovanili italiani sono invitati, diciamo, a fare l'atelier, i 3 atelier più importanti, quelli con l'orchestra, con repertori difficili che di solito magari un corista giovane non ha l'opportunità di fare. Quindi il fatto di stare insieme, cioè la cosa forse particolare, proprio ho pensato prima, è che sei lì in una città molto bella, per esempio come era Torino, grandissima, o Peć, che era un po' più piccola, più intima, ma comunque grande, e che il canto veramente inonda ogni parte della città, veramente nei posti più dove pensi che la musica non può arrivare, lì arriva. Il fatto che veramente unisce tutti, sia gli amatori, veramente quegli amatori che fanno coro per stare insieme, per farsi una cantata, fino al grande musicista che lavora ed è pagato per cantare ogni giorno. E quindi veramente unisce tutti insieme per questo amore per il canto corale, e il fatto che tu sei lì così tanti giorni, magari appunto decidi di non fare l'atelier col tuo coro, oppure il coro non può andare in toto, ma puoi andare privatamente come singolo, ti puoi iscrivere un atelier, puoi fare l'atelier quello per i direttori, per i compositori, oppure ci saranno anche degli atelier per bambini, per famiglie, quindi dei cantori che hanno dei bambini piccoli che dicono, boh, ma col bambino piccolo non andrò a Ljubljana, invece puoi farlo. Hanno pensato veramente a tutto, per tutti i gusti, tutte tipologie di musica. Io per esempio anche nel mio coro ho persone che, alcuni che vogliono partecipare all'atelier per musica antica, o delle ragazze invece che sono più interessate alla musica folk, asiatica o extraeuropea, o quelle ragazze che vorrebbero provare una volta nella vita il musical, perché magari a me non è vicino, dicono con Petra non potrò mai farlo, provo una volta a farlo, l'atelier con le coreografie. Può essere anche può essere l'occasione per sperimentare cose diverse, cose nuove che con il proprio coro magari solitamente non si pratica. Ma ora, ovviamente noi questa sera non possiamo esaurire una spiegazione o una esauriente presentazione di quello che sono i contenuti del Festival Europa Cantat, perché richiederebbero un'intera serata dedicata. Ma noi l'intera serata dedicata ce l'abbiamo, perché lunedì sera, lunedì 7 dicembre, quindi lunedì prossimo, abbiamo come associazione regionale organizzato proprio una presentazione dettagliata e direttamente dalla voce degli organizzatori, una presentazione del Festival Europa Cantat. Ovviamente si svolgerà non in presenza ma su piattaforma Zoom. Nei giorni scorsi già sono partite le comunicazioni, quindi è un invito che facciamo a tutti i cori associati del Friuli Venezia Giulia, della nostra regione, per conoscere da vicino tutti i dettagli del programma, delle proposte logistiche, di quelle che sono le possibilità per iscriversi e partecipare a questo festival. E quindi in quell'occasione svisceremo tutti i dettagli del Festival Europa Cantat. E intanto io spero che questa sera abbiamo creato una certa attenzione, quindi io lancio l'invito a tutti ad assistere a questo incontro con 3 brevissime e semplicissime motivazioni. Perché partecipare, e per partecipare all'incontro su Zoom di lunedì, lo ricordo, bisogna compilare in maniera molto semplice, molto veloce, un semplicissimo form di iscrizione online per ricevere il link per il collegamento. E le 3 motivazioni per non perdersi questa
preziosissima occasione sono saperne di più sul festival e sulle proposte logistiche, poter rivolgere domande direttamente all'organizzazione, perché avremo con noi il team organizzativo del festival, la responsabile principale Michela Jagodic, ma avremo anche il presidente nostro dell'Usci Friuli Venezia Giulia, Carlo Berlese, perché, terzo motivo, in quell'occasione potremo scoprire quali sono le opportunità e quali sono le agevolazioni che l'Usci metterà a disposizione per i cori del Friuli Venezia Giulia che vorranno cogliere questo grande appuntamento di partecipare al Festival Europa Cantat. E allora, prima di lasciarci questa serata, io vorrei un'ultima velocissima domanda a te, Petra. In 2 parole, perché un corista, un coro o un singolo corista dovrebbe decidere di partecipare al festival? 2 parole, 2. Perché è molto vicino e non so quando succederà. Sinceramente so quanto si spende per viaggiare, in questo momento anche questo. E poi lì è musica, cioè è l'esperienza che ti cambia la vita, ti fa essere un corista differente fino alla fine. Assolutamente d'accordo, grazie Petra. Io lancio 30 secondi di video promozionale ufficiale del Festival Europa Cantat, al cui termine ci ritroveremo tutti in studio per un saluto con tutti gli ospiti di questa sera e daremo la buonanotte. Lanciamo il video di Europa Cantat Ljubljana 2021. Europa Cantat è anche un festival per tutte le generazioni, come ci dice anche questo video. Io ringrazio moltissimo Pier e Petra per questa bella presentazione. Mi avete fatto venire voglia di iscrivermi a questo incontro. È assolutamente impossibile non partecipare, quindi ve lo ricordo ancora. La presentazione di Europa Cantat insieme agli organizzatori con l'opportunità di fare le domande direttamente ve la potete garantire semplicemente cliccando su tutti i 1000 modi che vi dà l'Usci appunto di partecipare a questa manifestazione, a questa presentazione entro il 5 di dicembre, che così poi magari si riesce a organizzare tutto meglio anche per le varie presenze. E potete trovarlo su Facebook, potete trovarlo sul sito dell'Usci, potete chiedere direttamente all'Usci. Sta scorrendo l'indirizzo, sta scorrendo il sito, quindi dal sito dell'associazione trovate tutte le indicazioni. Insomma, non potete mancare, è stata una puntata veramente ricchissima, è stato molto bello anche scoprire questo mondo del ricamo. Grazie Patrizia e grazie Lucia. È stato molto affascinante e addirittura ispirato delle suggestioni molto particolari. Siamo risaliti all'antica Grecia con una delle nostre spettatrici, quindi c'è veramente degli insoliti collegamenti, ha ispirato veramente molto. Poi i ragazzi del CGR, allora, Obi, dunque, io è incredibile quanto tu riesca ad apparire serio come un medico pur avendo una renna nel maglione. Veramente, quindi, grazie per questo tuo talento incredibile. E poi, Serena, da 10 anni di esperienza, vero? Serena, grazie di aver giocato con noi, perché sappiamo tutti che la tenoressa è una creatura di fantasia. La realtà è semplicemente che c'è un ottimo contralto che in casi di emergenza aiuta i colleghi, e questo è una tenoressa. E anche grazie a Borut, che molti ricorderanno, è stato uno dei nostri testimonial della prima edizione di Coralia Live, e per questo è anche molto loquace, perché qui da noi a Coralia Live è già a casa. Grazie mille. Poi
Io e Roberto abbiamo vissuto una serata particolare oggi, avevamo continuamente il terrore di riapparire in tutte le rubriche quali numi tutelari di Coralia Live, per fortuna non è successo, soltanto con una. Sarebbe stato estremamente divertente però. Non vi dico le emozioni che stavo provando io in quel momento perché ve le racconto in separata sede. Ma noi ringraziamo comunque Pier perché siamo sicuri insomma che ti sei impegnato al massimo per risolvere il problema, può capitare, e non rivedrete me e Roberto apparire ovunque, però nella prossima puntata noi i quattro conduttori di Coralia Live riappariremo sicuramente per stare con voi ancora una volta giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre sui canali social dell'Usci Friuli Venezia Giulia. E intanto buonanotte a tutti, arrivederci e grazie di essere stati con noi. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Notte.